Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha riportato ancora una volta il club azzurro al centro dell'attenzione del mercato europeo. Torniamo con un nuovo aggiornamento speciale sulla squadra del cuore, portandovi le informazioni più calde e rilevanti direttamente dai retroscena. Il nostro impegno è tenervi sempre informati su tutto ciò che può cambiare il futuro della squadra. Quindi approfittane per lasciare un like al video e iscriverti al canale, perché ci sono tantissime novità in arrivo. Lo specialista di mercato Fabrizio Romano ha rivelato un'informazione inedita che ha attirato l'attenzione di tutti. I tifosi azzurri, il Napoli ha seguito da vicino Noah Tubolu, giovane portiere tedesco del Friburgo, durante l'ultima finestra di mercato. Secondo Romano, il giocatore era nella lista di osservazione del club già prima che la dirigenza decidesse di rinnovare il contratto di Alex Meret e di ingaggiare Vanja Milinković-Savić. Anche se non c'è stata una trattativa formale, l'interesse dimostra la visione strategica della società partenopea nel monitorare i talenti emergenti del panorama europeo. Nel calcio moderno, ogni decisione di mercato è il risultato di un delicato equilibrio tra visione, tempismo e opportunità. Anche quando un affare non si concretizza, rivela molto sulla mentalità e sulla pianificazione di un club. E il Napoli, sotto la guida di Antonio Conte e con la gestione precisa di Giovanni Manna, sta dimostrando un approccio sempre più globale e analitico, studiando opzioni che uniscono gioventù, potenziale tecnico e valore di rivendita. Atubolu, nato nel 2002, è uno di quei nomi che fanno drizzare le antenne agli osservatori. Titolare del Friburgo e parte integrante della nazionale tedesca Under 21. È considerato uno dei portieri più promettenti della sua generazione. Dotato di riflessi rapidi, freddezza nelle uscite e un ottimo controllo di palla con i piedi, il giovane estremo difensore ha già attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui anche l'Inter, che lo segue da alcuni anni. La scelta del Napoli di monitorare Atubolu prima di confermare l'attuale coppia di portieri dimostra la cura con cui si pensa al futuro della rosa. Alex Meret, nonostante il rinnovo, divide ancora le opinioni, mentre Vanja Milinković-Savić è arrivato per garantire maggiore sicurezza e competitività nel ruolo. La presenza del nome di Atubolu in quella lista indica che il club continua a guardare avanti, cercando alternative che possano assicurare stabilità a lungo termine. Più che una semplice curiosità, questa rivelazione rafforza l'impegno di De Laurentiis e Manna nel mantenere il Napoli competitivo e pronto per il futuro. In un'epoca in cui i dettagli fanno la differenza nei campionati, pensare qualche passo avanti può essere il segreto per assicurare il successo continuo della squadra. E adesso, tifoso del Napoli, vogliamo sapere la tua opinione. Pensi che il club avrebbe dovuto puntare sul giovane Noah Tubolu? Oppure la coppia Meret-Milinković-Savić è sufficiente a garantire il futuro della porta azzurra? Lascia il tuo commento qui sotto e manda un super thanks per sostenere ancora di più la nostra comunità di veri appassionati del Napoli.